Tutto pronto per la gara di esordio dell'Agregas nel torneo di promozione Girone D allo Stadio Seneto, che lo vedrà opposto al Pro Ragusa del riconfermato tecnico Giuseppe Licitra. Si tratta della seconda squadra della città di Ragusa, che ricordiamo la prima è militante nel torneo di Serie D Girone I. La squadra è giovane con qualche calciatore di esperienza che mira ad un campionato senza particolari sussulti. Agregas a gran completo, specie dopo la squillante vittoria di Coppa Italia sul campo di Aragona e che affronterà mercoledì prossimo 1 ottobre allo Stadio Seneto per il return match. Infine sarà una terna arbitrale nissena-palermitana quella designata per questa prima giornata del campionato di promozione Girone D, per l'Agregas di Sebi Catania che ricordiamo debutterà dunque all'Esteneto a partire dalle ore 15:30 e come da comunicato della Lega Nazionale Dilettanti. A dirigere la gara è stato chiamato Giovanni Davola di Caltanissetta, con assistenti Francesco Biondolillo e Giusto Leone di Palermo. In eccellenza il capolista Licata si reca nella tana del Don Carlo Misilmeri, dove cerca punti importanti per confermare la propria leadership. Camarat in casa con il Malmesso e Bagheria, mentre l'Unitas Sciacca ospita il Cus Palermo, anch'esso senza punti in classifica generale. Iniziano anche i tornei di prima e seconda categoria, con diverse compagini agrigentine e nastri di partenza. Nel girone B di prima categoria si inizia con un derby molto interessante. Si tratta dei Cianciana Empedoclina che mirano ad un campionato di tutto rispetto. I due mister Raimondo Salemi per il Cianciana e Mariano Cordaro per l'Empedoclina intendono iniziare il proprio cammino con il piede giusto. Nel piccolo stadio ciancianese si prospetta il pubblico delle grandi occasioni. Esordio esterno del ripescato Alessandra della Roca del tecnico Ettore Milanese con il Prizzi, una squadra che mira sicuramente ad un campionato ad alto livello. In seconda categoria Girone B, esordio stagionale per le agrigentine, vale a dire Rive Platani, Bovo Marina Montallegro, Favara Calcio e Menfi. La prima esordisce a Caccamo contro il locale Atletico, mentre la seconda gioca in casa ed ospita il Città di Giuliana. Esordio casalingo per il Favara Calcio con il Sadraceno San Giovanni Bosco, infine il Menfi va in trasferta a Rocca Palumbo nella tana del Roccalia. Dunque si inizia, l'Agregas scende nuovamente in campo dopo l'amara estromissione, ecco, parliamo di estromissione al campionato di Serie D. Si riparte dalla promozione, ma c'è tempo di riprendere con un nuovo progetto sano che nel breve giro di qualche anno, così ha detto il presidente della Porta, ci riporterà nelle alte sfere calcistiche. Tutto pronto allora dunque? Siamo pronti a ripartire da una categoria che sicuramente non è conforme al blasone storico della società, però abbiamo sempre accolto di buon grado la collocazione nel campionato di promozione, del resto di più non si poteva chiedere, guai a pensarlo e a farlo, per cui siamo mentalizzati nella ripartenza dal campionato di promozione, guardando avanti nel medio e lungo termine con un progetto che auspicabilmente dovrebbe proiettarci in campionati superiori, però è bene sempre stare con i piedi per terra, fare un passo alla volta, giocare le partite, affrontare i campionati a misura che si presentano, senza esaltarsi più di troppo sin dall'inizio, perché non sarebbe corretto, non sarebbe neanche produttivo. Gli humor in casa Agregas, ecco, dopo questa rinascita, quali sono? Ma si respira un buon clima di rinnovato entusiasmo, ma soprattutto di vicinanza da parte dei tifosi che sinceramente si sono fatti sentire sin da subito, sin dalle prime battute estive, e questa per noi società è la prima vittoria, cioè avere riportato quel minimo di entusiasmo che fa il paio con la grande delusione
estromissione, come hai detto tu, dal campionato di Serie D. Ecco, si inizia contro il Pro Ragusa, che poi non è altro che la seconda squadra della città di Ragusa. Lo scorso anno era contro la più blasonata squadra, quest'anno invece si gioca e si inizia con la seconda squadra ragusana. Cosa si aspetta da questa prima uscita stagionale? Ma come ho detto in precedenti confronti, non conosco personalmente la caratura di tante formazioni di questo girone per noi insolito, però dalle prime informazioni, insomma, il Pro Ragusa è una squadra esperta, che è un abitué di questi campionati. Da parte nostra siamo carichi e pronti per affrontarla nel migliore dei modi, con umiltà, con grinta, con partecipazione emotiva, quella giusta che serve per affrontare queste gare.